salite, Grazie. vi misurate la temperatura nel termoscanner, igienizzate le mani, trovate già le vostre schede compilate da parte del medico di base e seguite le indicazioni degli infermieri. Arrivano con l'appuntamento in mano, sono gli assistiti dei medici di medicina generale, anziani, classe dal 43 al 47. Nel distretto est dell'Usla Ottoberica è partita, come da programma, ogni mercoledì, la vaccinazione da parte dei medici di base fuori dall'ambulatorio esposto a quello che è diventato il simbolo della vaccinazione. Praticamente tutti si sono presentati, tranne un paio di persone, e quindi mi pare che stiamo andando bene. Il nostro problema era quello del distanziamento e delle tempistiche, per cui siamo partiti con un appuntamento ogni 10 minuti. Adesso vediamo che riusciamo a fare tranquillamente i 5 minuti. 2 minuti, allora, ok, va bene, mi mandi giù qualcuno allora? Contento che l'hanno chiamata finalmente a vaccinarsi? Molto, perché perdo poco tempo e me lo fanno in fretta. Sono volontaria ospedaliera, per cui non l'ho fatto prima perché ho avuto il Covid a dicembre e allora ho dovuto attendere, adesso è arrivato il mio anno. Oltre 170 quelle previste da fare entro le 8 di sera, 2 postazioni vaccinali, una sala d'attesa per accedere alla vaccinazione ed una dove aspettare i 15 minuti dopo con tanto di timer in dotazione. Tempi calibrati per non avere troppe persone all'interno, oltre 2000 i soggetti da vaccinare in tutto il distretto est. Abbiamo selezionato nel nostro cartello gestionale i pazienti che sono arruolabili al vaccino AstraZeneca. I fragili e molto fragili vengono segnalati all'USL che li convocherà in fiera. Giovedì si replica con il distretto ovest.